saluto svendato sin qui in zone che è stabilite per fare l'asta dell'animai e sin con un rappresentante della commissione dell'associazione allevatori, ecco, esattamente, e che domandino a lui così con che criteri che si valuta una bestia, così tutte le razze, le caratteristiche. Ma qui si ha un'asta di vite e quindi le bestie comunque sono di un certo valore, un certo livello. Sono bestie generalmente bieles, vengono dividute per razze e ogni razza ha le sue caratteristiche peculiari. E viene la brune, che è una razza da latte, una razza che si caratterizza per il mantello bruno, appunto spiccata a latte. Una volta era la razza diffusa che su interne, come bene o male pochissime, perché un tic la selezione alla portata a essere un grun spinte e all'area finire in stalli magari più grandi che su interne gradualmente all'area un tic scomparente. Andiamo a qualche e che appassionati in la stegni. La bruna è una razza di vacche con strutture, come che viene detto, produttiva, un sacco produttiva, con latte di molta qualità, proteina e grasso di solito, no? Rispetto a altre razze, un filin di più, ecco, rispetto magari a rosse o a frigione. Dopo viene la frigione italiana, che è una razza antiche, ha spiccato attitudine lattifera, sono vacche sono grun magre, addirittura qualche d'un salasiotto, sono brutte. In realtà sono fatte così, la loro caratteristica di genetiche che sviluppano. E quindi sono vacche con un'attitudine a latte, no, a chiara, sono diffuse in una pianura padana, in Olanda, in zone comunque, è la vacca più diffusa in Europa, no? Appunto, un grun produttive, che su interni un po' nelle valli, partiti in Moncio oppure a Chiavacci, e vicino a buone produzioni, i tenori di grasse e proteine sono bassi, generalmente, anche se con un miglioramento genetico al cognan è stato fuori di new e di buon. Dopo viene la rossa che ormai sono di nuovo a chiappare in posizione in quasi tutte le stalle. È una vacca che per vecchio era triplice attitudine, lavoro, carne e latte. Come è duplice attitudine perché non si lavora più col bestiame, no? È una razza comunque carne e latte e ha produzioni di latte discrete a seconda da genetiche, le vacche più buone chiaramente producono di più. Abbiamo un po' di puiline di sangue, con il Montbéliard francese, la pezzata rossa della vie, con la linea tedesche, con la linea italiana, e ha una vacca diffusa in Germania, qui in questa regione e appunto in Francia. Una vacca che produce mediamente anche chiaro, come si viene detto, no? E quindi ha anche un utilizzo a fine carriera, no? E dopo viene una vacca di razza Pinzgau, che è una razza in via di estinzione, hanno poche ormai. Una volta erano diffondute, non tanto forse in Chiarni, ma nella zona della Val Canale, Canale del Ferro, dal Gemonese. Sono vacche rustiche, chiaramente con produzioni basse, perché la selezione, il miglioramento genetico non è stato forte. E ormai hanno poche, anche di noi. Hanno qualche che è stato fuori qualche stalle magari poi via da monte, siccome sono vacche sono come rustiche, sono abituate a si appassionare e resistenti, durano un grande di anni se sono trattate bene. Ecco, qui circa saranno una trentina di capos, no? Circa 25. E sono giovani, hanno di tutte le età praticamente sono, no? Diciamo che chi ha pardon e manges, giovenche, no? E hanno qualche vigliele, hanno due vigliele e una mangiuta di menà, e hanno due vacche, diciamo, che hanno già fatto un vigliele, vengono presentate con un'altra vigliele da panza, diciamo. È come presi, dal minimo da mangiute così al massimo, ci poteva oscillare. Oddio, chi da vigliele chiaramente un'asta di vite, una vigliele pesa 170 kg, pensi che partisci sui 550, no? Quindi da vigliele fino a mangia più biele che stanno mettute a 1750. Dopo i prezzi sono variabili, no?
dipende appunto dalle caratteristiche delle singole svacche, quanto sono menate, il loro sviluppo, il loro difetti, no? Perché magari qualcuno ha qualche difetto, veramente, e viene penalizzate, e di tutto insieme si va alla valutazione finale del bestiame. Ogni capo di bestiame ha la sua tabella praticamente, no? Come società allevatori o vaitis, per ogni bestia vedi le caratteristiche, mi sa me, sì, che sono associate con vaitis. Le svacche sono qui, sono tutte svacche che provengono dall'allenamento in selezione, quindi certificate la genetica, mari, pari, a risalire fino ai nonos, bisnonos, trisnonos, con le slattazioni, perché si va a stare a pesare il latte, no? Esatto. E quindi avevano registrato i pesi dal latte das maris, e registrati i pari, quindi le svacche che vengono fecondate, si sa qual è il pari da vedere in nascitura o da vedere in nascitura, no? E qui sono tutte mangias comunque plenes, con toros di fecondazione artificiale, e quindi toros approvati, che vengono dai vari centratori dall'Europa, perché ormai la semente agire noi donne qui regionali, magari vengono dall'Austria, dalla Germania, no? E tutte le svacche hanno anche un indice di valore, troppo latte che può essere produce, che si sono mangiati, quindi si fanno una previsione che hanno la mari, no? Che hanno le caratteristiche del pari, c'è produzioni future che possono avere. Ecco. La commissione da tante persone formate? No, qui non è una commissione. Non è una commissione, per stabilire ad esempio i valori sommati l'associazione ha degli esperti che si occupano del settore commerciale, no? E chiaramente che chi viene a valutare le diverse caratteristiche. Prima questi esperti che è venuto a darci un valore. Una persona che commercializza un rum di bestiame a livello non regionale ma anche nazionale, e quindi sa bene o male le caratteristiche. Ma sta benissimo in loro il valore da bestie? Perché sì. Sa benissimo in loro. Sì, e l'asta dopo l'asta vedere se ci può dire io di? Io da ring c'è che state fuori, magari non è detto che avvengono alciati i valori, ogni paletta sono 20 euro, no? Ecco. E dopo al valore d'asta c'è da aggiungere l'IVA, e così si fa il prezzo finale. Ecco. Quando inizierà? Fra 10 minuti? Penso in 10 minuti. Va bene, allora io darò il svolgimento. Va bene. Grazie. Plazzotta di Liusul, come mai che voi? Io qui ho una bestia, vorrei la mangia via. Intenzione di vendile? Intenzione di vendile. Io faccio una malattia perché andai in casa. Sì. Ma quando aiuto una bestia italiana, mi dispiace, no, vendili. Che siete tante vecchie, ogni volta che io mi distacco di un animale stalla, io non so se mi vai. Questa vuol dire avere passione dal bestiame. Andai in casa, eppure io, se me che spartisce un tocco di me, quando io dispego un animale stalla. E ogni anno succede questo fatto, no? Vieni ogni anno a fare. È una malattia che sta qui, non sai che. È una passione, e tieni il bestiame curato, no? Perché hai da soffrire tanto quando mi distacco. Allora, tanto tempo l'avete tenuto da conto queste bestie? Questa qui fa già 3 anni. 3 anni? Sì, perché andiamo a una compagnia. C'è numero, La 15 è? State avanti, Sì. Sa che tocca partire. Lassù, quando si arrivava mi spiava, tasto che Alba l'hai batteata, no? E la chiami Alba. Come si chiama? Alba. A tornina a casa di io. Con ce l'avete portato voi? Ieri sono venuto io, col camion. Con ce l'avete portato io? Col camion, sì. Ecco, Alba. Questa, ecco, se la porti in via magari o in Monza, da Var, che la vuoi, allora è d'ogni, non va lontana. Io vorrei sgusto che mi mettere il cuore in pace. Ma lei è societale dopo? Perché se lei d'ogni manco la può seguire, se lei c'è un che l'ha sul pedaggio.
Tante bestie vedo su lì sul. Lassù comunque, che hai venduto uno sul mercato in settembre, che era rovinato una testa, andare a voto. Però, voto. Come lassù due mangiuti, una come io che va a fare e due mangi e una vacca. Lavorassi a tempo pieno allora lassù? Lavorassi a pleno tutti lì, impegnati? Tutto il giorno. Vedo mandato in malghe? Sì, ero bastarda sul montaggio. Sul montaggio? Sì, tutto. Furche i due torrei. Come alimentazione? C'è dai so? Non sai. Lassù, lì sul, il fen, facessi il fen vai. Sì, le mie figlie, mi si è con la facciatrice mi dà un col di mano, no? Sì, sì. In due sei, ma Sofia lavora fuori. Impegnata, lavora con la forestale, ecco. L'Antonello che va a correre. L'Antonello, sì. Sì. E però da ne manca anche a casa. E poi venga anche qui in Germania, da un colpo di mano, il resto. La passione è una malattia, io non sai. Sempre fatto questo lavoro da giovane? Sempre, io tiro sui figli, la famiglia, con bestie. Metto su casa con bestie. Vendi, fabbricare e via. Mie figlie mi dicono che trascorrono. No. Detto, no, dopo avrei detto, se mi costringevi a scendere alla stalla, prepararmi la cassella per cercare io. Ecco, ma io c'è robe. No, io dico ogni tanto, ma sei smatto, non sei giusto. Lei di passione. Sì, passione. Se non c'è che passione che ne ribantagliene mai. Sì, io non mi trascorro perché ecco. sì, finché c'è la salute, tu mangi che bottiate, bon, il problema è che io ho una protesi di un genoli e dopo una bestia mi aveva rotta la cuffia di spalla, che se l'era permetta fuori la tresevi mi è montata su, però non hai mai mollato. Bravo, complimenti. Grazie signore, sì. Se mi dà la forza. Comunque ne belle bestie, bisogna dire, no? Sì, non ti fai del male, no? Tu regoni i prezzi. E non ti danneggi nessuno. No, anzi. Se le devi aiutare, io aiuti, se tu male. Anziani sono di qualche giorno di aiutare, del resto. Questa è la mia vita. Complimenti. Allora, come non aiuti, c'è il risultato che c'è per la bestia qui, no? Io penso che 1.000 euro se ucciapi, Perché ardi plui. Controllore. Io come che servizio casato, servizio io dico, c'è che chiappi. Sì, che mi merita. Una lacrima sul viso dopo, no? E dopo se le appunto io il giorno serio mi fai. Ma se va a sudri, dai, se va a sudri la secchiatale. Si contento perché non vuoi che vada fuori. Sì, grazie. Grazie. Una rosa e una piccola. Latte vincerà con la bruna, poi si passerà alla frisona, poi alla pettata rossa e infine alla piccola. Come dicevo, questa è l'unica manifestazione, hasta la riproduzione è rimasta in attività in Friuli, quindi chiederei agli amici e agli elettori, soprattutto della montagna, di sostenere questa iniziativa. Ci sono dei buoni animali, come avete potuto vedere, preparati molto bene e speriamo e auguro che si facciano degli affari sia chi vende sia chi acquista. Media vanno sui 50 quintali e anche, come dicevo, produttrice di carne, una bovina molto resistente, dentro lo zoccolo duro, ottima per i pascoli, caratteristico il suo mantello rosso con la linea bianca sopra la schiena, è un animale molto forte d'Italia, struttura fortissima, nasce nella zona di Salisburgo ed è abbastanza diffuso nelle montagne austriache. In Friuli abbiamo qualche esemplare.
anche i numerosi sponsor che hanno contribuito a questa piccola ma significativa manifestazione. Abbiamo il Consorzio Agrario, l'Agrotecnica Maieroni di Colmezzo, il Caseificio Alto Bus, il Caseificio Maltagliamento, la Carnia Pneus, l'Etrodiesel Chiurlo, la Cooperativa Malghesi, l'Agri Friuli di Corolfo, la nostra organizzazione, la Cassa di risparmio del Friuli Venezia Giulia di Villa Sportina. Poi comunque entreremo nei particolari su questi scontri. Come un'asta da bestiame da riproduzione, sul catalogo trovate tutti i dati, gli indici dei tori, le produzioni delle masse con il PFT in condizioni funzionalità e tipo, mentre per la fiscale non ho degli indici a disposizione. Va aggiunta l'IVA. Al venditore naturalmente viene chiesto se decide di vendere l'animale per l'importo che è stato assegnato. Manca la grigia alpina, quindi ci sarebbe un po' avuto il nostro arco zootecnico della nostra regione con tutte le razze che vengono allevate in Friuli. Bene, io direi di iniziare l'asta. Può rimanere al centro della ring la bovina numero 3. Cominciamo con la razza bruna. Abbiamo 5 capi di razza bruna in asta, 2 di frigiona, poi una ventina di rosse e la fiscale. Quindi invito a uscire gli altri animali e la siamo in asta, la bovina numero 3 di razza bruna. Ecco, iniziamo con la 3, vi faccio una brevissima presentazione per ogni soggetto trattandosi di animali da riproduzione, dopodiché si batte l'asta. La numero 3, che vedete qui, è un soggetto di razza bruna di proprietà dell'allevatore Peresson Claudio, che è una bovina alpeggiata, è stata in marca Zuflag, è nata il 30/11/2010, quindi ha circa 35 mesi, è una genetica austriaca, è figlia del toro Enrico. Dietro abbiamo la linea di Emory, un toro che ha già avuto 14.000 figlie. La madre ha prodotto nella prima lattazione 48 quintali e 49 col 3,07 di proteine e 3,61 di grasso. È pronta al parto, come vedete, gravida del toro Botan, un toro sempre austriaco. Direi di iniziare dopo questi brevi dati, dell'Inter vi ho già parlato un po' prima, l'indice che hanno questi animali, direi il prezzo base d'asta è 1.600 euro, 1.600 euro il prezzo base d'asta per questo bellissimo soggetto. Direi di iniziare, i rilanci sono di 20 euro a cui va aggiunta l'IVA. Chi rompe il ghiaccio? Direi di iniziare con questo bellissimo soggetto. Chi apre? 1620 alla paletta 3. Direi di, siccome siete un po' allargati, di evidenziare bene la paletta. 1620, 1640, 1640, 1640, 1660, 1660, 1660, 1680, 1680, 1680, 1680, 1700, 1700, 1700, 1720, 1720, 1740, 1740, 1760, 1760, 1760, 1780, 1780, 1780, 1780, 1800, 1800 euro, 1820, 1820, 1820, 1820, 1820,
Chi mi dà 1840, 1820, 1820, siamo 1820, 1840, 1840, 1840, 1860, 1860, 1860, 1860, 1860, 1860 per la prima, 1860, chi mi dà 1780, 1760, 1760, 1760 per la seconda, 1860, scusate, 1860 per la seconda, 1880, 1880, 1880, 1880, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900 per la prima, 1900, 1900, 1900, 1900 per la seconda, 1900, 1900, 1900 euro per la terza, aggiudicata per 1900 euro la paretta 3, che ha raggiunta l'IVA. Proprietario accetta. Parcheggiata di Marga Tarandon, ha 26 mesi, è figlia di Anthony, un toro di progenie con un indice previsto per 41. Abbiamo dietro poi questo Agenda Banker, un toro miglioratore provato con 2800 figlie. La madre ha prodotto nella migliore nazione 49 kg con 30% di proteine. Abbiamo anche dietro il toro anello, qualità 167, 597 latte, che gravida in 8 mesi con il toro Dallas, un toro vinto. Prezzo dalla dell'asta 1500 euro. 1500 euro per la Giovenca numero 1. 1500 euro. 1500 euro. 1500. 1500 chi apre su questa bobina, 1500. 1500 euro. 1500 euro. 1500 euro. 1500 euro. 1500 euro, gravida in 8 mesi, 1500 euro, 1500 euro per la prima, se ci sono offerte, 1500 euro, 1500 euro per la seconda, nessuna offerta per questa bobina, 1500 euro per la terza, la bobina viene ritirata. Numero 4, sempre di proprietà questa di Bresson Claudio di Alta Terra, e questa è stata appellata di Manca Turren, è un soggetto creato il 15/11/2010, è figlio del toro Egler, toro di prova di progenie, ottima morfologia. Dietro abbiamo il toro Ernest con 5.000 figlie, che è ancora positivo al latte. La madre ha prodotto nella migliore nazione la media di 7 lavorazioni di 72 quintali per turno, è gravida, quindi pronta al parto. Il prezzo della data 1600 euro. Bellissimo progetto di alta bruna, come potete vedere, preparato molto bene, una bella morfologia, molto lunga, profonda, 1600 euro. 1600 euro, 1620, 1620, 1620, 1620 euro, 1620, 1620, 1620 euro, 1640, 1660, 1660, 1660, 1660, 1680, 1680, 1680, 1680, 1800, 1700, 1720, 1720, 1720 alla 42, 1720, 1740, 1740, 1740, 1740, 1740, 1740, 1740, 1740 per la prima, 1740
1830, alla paletta 2 1800, 1800, 1800, 1820, 1820, 1820, 1820, 1820, 1820 per la prima, chi mi dà di più, 1820, 1820, 1820 per la prima, 1820 per la seconda, se non ci sono altre offerte chiudo 1820, 1840, 1840, 1840, 1840, 1860, 1860, 1860, 1860, siamo sulla paletta 20, 1860, 1860 per la prima, 1860 per la seconda, 1880, 1880, 1880, 1880, 1880, voglio 1900 per questo progetto, merita, 1880, 1880, chi mi dà 1900, 1880, 1880, soggetto bellissimo, mi serve meraviglioso, 1880, un'ottima impostazione di Mamera, 1880, chi mi dà 1900, chi mi dà 1900, 1880 per la prima, 1880, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900 per la prima, 1900 per la seconda, 1900 per la terza, aggiudicato la paletta 40 per 1900 euro. Proprietario? Peresson? Non ti vedo. Proprietario accetta. Altro bellissimo soggetto, la numero 2, 30 metri, sempre di proprietà di Peresson, anche questa è realizzata in magra Dorflein, figlia del Toro Crescito Toro con altri progetti in Austria. La madre ha prodotto 64 quintali di latte 22, grande anche questa in 9 mesi, col toro più a piano, prezzo base d'asta anche per questo soggetto 1600 euro. 1600 euro, soggetto di genetica internazionale, abbiamo America, Germania, Austria, Italia, c'è un po' dentro di tutto. 1600 euro, 1600 euro, 1600 euro, ti apre su questo soggetto, altro bellissimo soggetto, 1600 euro, 1600 euro, soggetto alpeggiato, ti mi dà 1620, ti apre 1600 euro, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, 1620, chi mi dà di più? 1620, 1620 per la prima, 1620, 1620, 1620, non vedo altre palette, 1620, 1620 per la seconda, 1600, 1640, 1640, 1640 la paletta 37, 1640, 1640, 1640, 1640 per la prima, 1660, 1660, 1660, 1660, 1660, 1660, chi offre di più? 1660, 1660, 1660 per la prima, 1660 per la seconda, 1680, 1680, 1680, la paletta 37, 1680, 1680, 1680 per la prima, 1700, 1700, 1700, 1700, 1700 euro per la prima,
1.700 euro per la seconda, 1.700 euro, 1.720 la paletta 37, 1.720, 1.720, 1.720 per la prima, 1.720 per la seconda, 1.720 per la terza, alla paletta 37, 1.720, proprietario non accetta, proprietario non accetta. Ultimo soggetto di l'altra zona io, 2.000 euro, 2.000 euro, chi vi dà di più, 2.000 euro, 2.040, 2.040 la paletta 3, 2.040, 2.040, 2.040, 2.040, 2.040 euro, 240, siamo ancora fermi al 2040, 2060, 2060, 2060, 2060, 2080, euro, 2080 la paletta 3, 2080, 2080 per la 3, 2100, 2100, 2100, 2100, 2120, 2120, 2120, 2120, la paletta 3, 2120. Ecco, vignetate queste belle signorine e domani c'è Mansionska in questo ambito di zootecnia qui. Ma io ho fatto un stage di 2 settimane con la nostra scuola, che è l'agraria di Cividal, e voi sei qui in aiutare da una mano a portare fuori le bestie dal ring per l'esposizione. In questa occasione o fai in altre occasioni? No, diciamo praticamente non anche qui, anche perché la nostra scuola ci garantisce un stage di 2 settimane, quindi... ecco, la scuola ha questi compiti anche per fare esperienze. Ecco, io faccio l'istituto agrario allora, a Cividal. E se i compagni di scuola, c'è mansione come motore per gli qui? Ma sono là in allevamenti di porcizi, allevamenti di conigli, latterie, insomma... Tira perduto. Sì. E tanto durano queste stage? 2 settimane. 2 settimane, e il prossimo, impegno? No, io sei a scuola, finisco la scuola il prossimo a giugno. Sì. A quinta allora che stanno, sì. Benissimo. E dopo c'è intenzione dopo hai qualche... La fa veterinaria a Padova. Però insomma io da ring. Sì. Ecco, questo è un bel augurio, che per proseguire la passione per è mai grande, insomma, no? Sì. Esatto, grazie mille. Vedono tante persone che seguiscono con ruoli attenti, ecco, bene. Grazie e auguri. Grazie mille.
multirettitudine, indice vita, dove il latte conta al 44%, la carne al 24%, la morfologia al 19% e il fitness al 12%. Io vi invito a guardare un po' anche il suo certificato, il suo pedigree, il suo certificato genomico. Allora, questo soggetto di Petris Bruno ha 4 mesi, è figlio del